5 al via in questa condizionata sui 2,5 km, 3 giri di pista. Ritirati infatti Vega del Ronco e questo lo schieramento: 1 Visto del Nord, 2 Uhuru Kenyatta, 3 Uganeo Jet, 4 Vincent ZS, 6 Urbe del Ronco. Nettissimi favori per Vincent ZS. Numero 4 Antonio Di Nardo in sediolo. Partenza proprio Vincent ZS, cerca di risolversi subito molti problemi cavalcando Visto del Nord, Uhuru Kenyatta, poi Uganeo Jet, quindi Urbe del Ronco che deve ripiegare in coda. Partenza veloce del favorito Vincent ZS che si trascina Visto del Nord, quindi Uhuru Kenyatta, più svelto di Uganeo Jet a mettersi in azione. Chiude Urbe del Ronco. Primi 215,8. Ricordiamo distanza dei 2,5 km, ora sposta però Visto del Nord, va all'attacco di Vincent ZS con mossa decisa. Tommaso Di Lorenzo cerca di sorprendere il favorito, ma questi replica, reagisce e se ne vanno 600 metri comunque in 45,5 con 14,6 di parziale. Insiste ancora Visto del Nord che ora cerca di riprenderlo in mano Tommaso Di Lorenzo. Intanto se ne va però un giro in 59,8 con 28,9 di quarto. 59,8 per una media di 1,14,8 e il chilometro scorre in 1,16,1 sul successivo nuovo rallentamento di Antonio Di Nardo con Vincent ZS. Corsa quindi che si è animata dopo, e ora siamo a circa a metà gara. A questo punto entra in scena Uganeo Jet. Uganeo Jet si porta gradualmente su Vincent ZS, limitandosi ad accompagnarlo quando siamo a un giro e 250 metri dalla conclusione. Ha preso la via del largo anche Urbe del Ronco che lascia in coda Uhuru Kenyatta. Parziale in 15,4, in vantaggio Vincent ZS nei confronti di Visto del Nord. All'esterno si impegna Uganeo Jet con in schiena Urbe del Ronco, chiude Uhuru Kenyatta. Intanto un parziale in 14,9, manca un giro alla conclusione. In vantaggio Vincent ZS, all'esterno si impegna Uganeo Jet, lungo la corda c'è Uhuru Kenyatta, ha spostato ancora Visto del Nord. Siamo ora l'errore di Vincent ZS sotto l'attacco di Uganeo Numero Jet. 4 Uganeo in Vincent vantaggio su ZS Visto del Nord, poi squalificato. Uhuru Kenyatta e Urbe del Ronco. 400 alla conclusione con Uganeo Jet che cerca di proseguire col suo passo. 14,7 la frazione. Visto del Nord in seconda posizione, ma Uganeo sta allungando sensibilmente. Più indietro c'è Uhuru Kenyatta. Uganeo Jet in nettissima evidenza all'ingresso addirittura d'arrivo. Un altro 14,5 di parziale e Uganeo Jet viene a concludere la sua fatica, vincendo largamente su Visto del Nord, mentre al terzo posto chiude Uhuru Kenyatta. 29,7 ancora a chiudere, 1,15,6 la media sul 2460 metri, 3 giri di pista. Uganeo Jet e Davide Nuti a segno. Grande la forma di Uganeo Jet che anche oggi dimostra di essere un vero e proprio passista e vince davvero molto molto bene. Quota di 5,65 per Uganeo Jet Davide Nuti.